Facciamo un po' una panoramica. Intanto com'è andata, come sono andate queste elezioni e a commento poi anche della telefonata del Signore. Ci sarà una svolta, ci saranno prossimamente dei cambiamenti nel nostro territorio, nella nostra Italia, oltre che naturalmente qui in Veneto, perché voi tenete in modo particolare all'autonomia della nostra regione. Sì, volevo tranquillizzare il capo di Filo che almeno a Treviso il Partito Comunista Italiano ha una percentuale intorno allo 0,5, quindi insomma secondo noi poi il problema non risiede tanto tra comunisti, Beppe Grillo, ma di una classe politica italiana che ci sta portando a fallimento. Lo dice l'articolo stesso che prima hai letto in prima pagina, cioè Standard Poor's mette un monito per i prossimi 6 mesi sulla situazione economica italiana che sta franando, quindi una situazione economica e finanziaria italiana su una crisi che dovevamo risolvere forse quest'anno, pare invece che secondo le stime torniamo ancora più indietro. Sì, secondo il Fondo Monetario Italiano negli ultimi 10 anni l'Italia è cresciuta dell'1% ed è il 179esimo paese al mondo su 180 presi in considerazione, quindi il peso di noi è stato solo Haiti. E su questo io sorrido, ma perché questo decreto è il fallimento della classe politica intera, cioè dalla destra alla sinistra, che negli ultimi 20-30 anni hanno governato questo paese. Come è andata a Treviso? A Treviso, allora vabbè, è stato eletto, riconfermato come presidente Muraro, che ha avuto da ben 5 liste. Ci sono stati dei cambiamenti, cioè vale a dire che ci sono stati delle novità, cioè la Lega Nord ad esempio ha perso notevoli consensi sul territorio trevisano, che è una roccaforte della Lega, e nonostante hanno messo in campo diverse liste civette, in totale hanno, tra liste civette e Lega Nord, hanno perso un 8%. Noi abbiamo presentato un simbolo nuovo, che è quello di Veneto Stato, l'abbiamo presentato in 2 mesi di campagna elettorale e abbiamo raccolto 6.000 voti. 6.000 voti per noi significa aver posto un mattone in provincia di Treviso di 6.000 trevisani che hanno detto sì, riconosciamo che è possibile fare un percorso legale e democratico per l'indipendenza del Veneto. Per noi questo è importantissimo. Quindi adesso qui bisogna costruire qualcosa. Sì. Staremo a vedere come andranno le cose, sentiamo un'altra telefonata.